Ciao amici di Archeosarrabus, oggi è un'altra giornata di pulizia nuragica, siamo al nuraghe Fottiano 2 in comune di San Vito, una pulizia che abbiamo fortemente voluto per l'importanza che ha rappresentato per i nostri antenati. Infatti dall'imponente struttura e dalla posizione si capisce che aveva sicuramente una funzione molto importante, e per quanto riguarda noi invece perché rientra in uno dei nostri sentieri primitivi, uno dei più importanti, dei più interessanti. C'è qua dietro infatti l'insediamento di Miali con la sua tomba dei giganti del Soubresson, che abbiamo anche pulito recentemente, e il sentiero di Perdu-Od Masalone che porta poi alle miniere, che arriva fino a Montenarba, quindi un punto di partenza molto importante che dopo questa pulizia sicuramente sarà molto più interessante anche da vedere, da visitare. Oggi con nuraghe Fottiano 2 abbiamo ripulito una struttura che ha veramente dei caratteri di monumentalità nel vero senso della parola, è a controllo di uno dei fiumi più importanti che sfocia poi nel mare, nel litorale sarrabese, che è il Rio Picocca, e doveva quindi fornire, oltre che le risorse di sostentamento date dall'agricoltura, dall'allevamento, anche dalla pesca, un controllo visivo su tutta la zona che poteva avere anche risorse metallifere sfruttabili e commerciabili con l'esterno, oltre che dal mercato interno. Questo nuraghe presenta delle caratteristiche davvero molto interessanti che rappresentano proprio l'apoteosi dei siti sarrabesi. Per esempio un cortile così grande è davvero raro da trovare negli altri nuraghi della zona, un cortile che va a chiudere tutte le strutture principali costituite da una torre più a oriente e un secondo vano che si apre più a occidente, che se vogliamo poi è la peculiarità più eclatante di questo nuraghe, perché quel vano lì aperto, quella Tolos rimasta vuota, si apre una nicchia e un vano scala bellissimo che sale su trasverso verso un possibile terrazzo superiore, una scala stretta e molto ripida, però davvero molto bella, quasi al pari della scala del nuraghe Saquesecis. Però, come dicevo, qua è davvero stupefacente tutto il complesso racchiuso da questa grossa muraglia che poi col suo crollo è andata a coprire quello che sembrerebbe proprio un cortile interno, su cui si aprono vari ingressi attraversando questo antemurale per poi entrare nelle varie torri. È tutto coperto da questo crollo. Qua sicuramente un intervento sarebbe molto complicato e difficile, però già la pulizia dà una bella idea di quello che doveva essere l'ambiente generale. Però un'ulteriore operazione di allargamento della pulizia verso sud, verso il crollo, potrebbe aiutarci nella lettura dell'opera nella sua interezza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico, vengo da Roma. Grazie a Marco sono venuto con lui perché mi aveva già accennato un paio di mesi fa di queste belle giornate che facevano con il loro gruppo, e allora mi sono voluto aggregare perché sentivo questo richiamo, diciamo. Sono venuto molto volentieri e non mi pento appunto della scelta che ho fatto. È una giornata bellissima e abbiamo appena finito di dare una bella ripulita al nuraghe, diciamo tutto intorno perimetrale, e quindi abbiamo aperto dei sentieri per potervi accedere. Quindi proseguiremo con questa avventura anche nelle prossime volte. Adesso mangeremo, quindi un meritato pranzo dopo queste ore di lavoro. Vi saluto e magari anche alla prossima volta mi farà piacere esserci. La Sardegna ha bisogno di gente che la ami, che la protegga, che la curi, che la faccia ritornare ad una grandezza antica e nuova al contempo. E posso solo ringraziare per l'ospitalità di chi ogni domenica, ogni fine settimana si dedica a recuperare un sito, a scoprirlo letteralmente, cioè a liberarlo, diciamo, di quegli elementi che impediscono di coglierne la totalità, danno la possibilità di in qualche modo sentirlo proprio, quasi come se fosse un figlio ritrovato, o magari anche un nonno ritrovato, un umano che ci protegge, in qualche modo ci guida, ci chiede di non scordarci la storia che abbiamo avuto e di continuare a esserne eredi nella maniera più dignitosa possibile. Farlo assieme, con un obiettivo, ci dimostra che quando si sa cosa si vuole fare e dunque si ha un motivo per unirsi, i sardi ci sono, ci riescono, integrano gli altri che non sono sardi in questo lavoro, e tutti assieme riusciamo a dare un segnale di forza e di unità della Sardegna, e anche un esempio, uno stimolo a prendere questo lavoro sul nuraghe e a trasformarlo in un lavoro collettivo per la nostra terra.
La partecipazione anche questa volta è stata molto numerosa, siamo molto felici, siamo contenti, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, soprattutto chi ci ha dato l'autorizzazione, il permesso, gli enti, i proprietari dei terreni che ci hanno permesso questa pulizia e cosa dire, speriamo che ne arrivino tante altre.